67esima edizione del Gran Premio Comune di Cerreto Guidi, trofeo Brogi Giuseppe Romano alla memoria. Ci troviamo proprio nell'abitato di Cerreto Guidi, dove questa gara, riservata alla categoria Elite Under 23, è organizzata dal gruppo sportivo IMPA ASD di Cerreto Guidi. Sarà quindi un agosto intenso che si conclude per gli atleti di questa categoria con un altro importante appuntamento, con una classica che è inserita all'interno del Memorial Ingegner Alessandro Bertini. Alla via abbiamo visto anche la maglia tricolore del campione d'Italia Manuel Bongiorno, titolo riservato alla categoria Under 23, e andremo a vedere chi sarà il corridore che scriverà il proprio nome in questo prestigioso albo d'oro che lo scorso anno ha visto il successo di Winer Gomez Anacona, adesso professionista nel team Lampre. Prima di lui comunque tanti e prestigiosi vincitori. Nel 2010 vinse Antonino Casimiro Parinello, anche lui adesso professionista. Nel 2009 a vincere fu un altro atleta che adesso è al professionista, vale a dire Diego Ulissi. Professionista è anche Ricci Porte, che ha vinto qui nel 2008. Come professionista è Simone Stortoni, che vinse nel 2007. Nel 2006 fu Marco da Castagno a vincere. Nel 2005 Emanuele Bindi, e via via scorrendo l'albo d'oro troviamo nomi importanti come quello di Alessandro Petacchi, che vinse nel 95, quello di Giuseppe Saronni, che vinse nel 76, Massimiliano Lelli nell'88. Insomma, davvero un albo d'oro prestigioso che vede tra i vincitori anche Angelo Citracca nel 91 e Elia Giano nel 93. Davvero un albo d'oro prestigioso per questa 67esima edizione del Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Ci stiamo muovendo dalla zona della partenza, via che è subito ufficiale, quindi tratto in discesa verso per lasciare l'abitato di Cerreto Guidi. Poi andremo a studiare anche il percorso, un percorso che è ovviamente caratterizzato dai continui saliscendi che fanno di questa zona davvero la caratteristica principale, con diverse ascese alla salita, al colle di Cerreto Guidi dai vari versanti. Quindi si parte da Cerreto Guidi, Lazzeretto, si va verso Stabia, Poggio Tempesti, qui la prima ascesa a Cerreto Guidi attraverso il versante di Poggio Tempesti, quindi Mercatale Bassa, Pieve Ripoli, Fucecchio. Seconda ascesa sempre dal versante di Poggio Tempesti, quindi Mercatale Bassa, Gavena, Corliano, Cerreto Guidi. Qui si affronta lo strappo di Corliano, quindi Mercatale Bassa, Pieve Ripoli, Fucecchio, Poggio Tempesti. Terzo passaggio dalla salita di Poggio Tempesti, alla quale si stanno riferendo le immagini, e questo invece è il primo passaggio. Dopodiché Cerreto Guidi, Mercatale Bassa, Gavena, Corliano, si transita per la seconda volta dallo strappo di Corliano, Cerreto Guidi, Mercatale Bassa, Pieve Ripoli, Fucecchio, Stabia, Lazzeretto, e si affronta praticamente nel finale la salita dal versante di Lazzeretto. Intanto andatura da subito altissima, come si conviene agli atleti della categoria Elite Under 23, con vari tentativi di fuga. Adesso un drappello forte di una dozzina di unità prova ad anticipare il gruppo proprio nella prima ascesa della salita verso Poggio Tempesti. Plotone degli attaccanti che è chiuso dal polacco di Latina Colin Walzak con il dorsale 147. Anche due atleti del team Opla, si tratta di Belli e di Conte Bonin. E poi risaliamo, vediamo anche, abbiamo visto anche Conti, abbiamo visto anche Merolese, e continuiamo a risalire per andare a scoprire meglio gli uomini al comando. È sicuramente un inizio fulminante, come avviene sempre per questa categoria. Anche Brundo, praticamente si erano avvantaggiati due atleti della Bedogni, si trattava di Benedetti e Coli, che però sono stati ripresi da questa prima parte del gruppetto al comando. Più indietro il resto del plotone. Adesso arrivano le maglie della Unione Ciclistica Pistoiese, con uno di coloro che ha già vinto questa corsa, Marco da Castagnoli. E questi atleti inseguono, come avete visto anche dalle immagini, con un ritardo minimo. Intanto anche Simone Bernardini, poi Marco Ceglia, eccolo qua l'atleta della Bedogni Natalini. Siamo praticamente al termine della parte più impegnativa della salita. Dietro il gruppo è pilotato da Luca Wackerman, di ritorno dopo alcune gare affrontate come stagista nella Lampre. Ottimi risultati per Luca Wackerman già nelle prime gare da professionista, atleta di indubbio valore. Ha vinto il campionato europeo nel 2009, campionato europeo
della categoria Juniores. Questo è il gruppo che però insegue appena ad una ventina di secondi, quindi ancora tutto da decidere. Intanto un saluto anche alla direzione di corsa composta da Vezzosi e Zampino. Al 21esimo chilometro si forma un'azione interessante. Davanti troviamo con il numero 55 Belletti, con il 117 Sbaragli, con il 153 Fruini, con il 146, eccolo inquadrato, la maglia della Mastro Marco Chianti Sensi e Analfino. Poi abbiamo con il dorsale 19 abbiamo Piazza, poi è la volta di Pirrera, quindi Rocchi, Stamegna, Bigi, Giachetti, Belli e Zanetti. Questi sono gli uomini al comando. Chiude proprio l'atleta della Maltinti Banca di Cambiano, Zanetti, però si stanno riportando su di loro in tre. Eccoli qua, inquadrati prontamente dalla nostra telecamera e seguiti da Sandro Manzi di Radio Informazione in Corsa. Il terzetto che sta per entrare è composto da Marchetti, Orzi e Cremoni. Questi tre atleti stanno praticamente raggiungendo la testa della corsa quando abbiamo percorso 21 km di gara. Più indietro il gruppo, eccolo qua, con le maglie della formazione Mastro Marco, ovviamente una delle formazioni di casa. Questa è terra ricca di ciclismo per quanto riguarda le formazioni e anche le organizzazioni. Praticamente da davvero tanto. Nel mese di agosto sono tantissime le manifestazioni che si svolgono in questa zona. Gruppo che si allunga adesso notevolmente sotto l'impulso degli atleti della Big Hunter. Vi dicevo, un calendario ricchissimo per quanto riguarda il mese di agosto per le colline intorno a Cerreto Guidi. Praticamente tante corse, quasi una a settimana riservate alla categoria Elite Under 23. Se si considerano anche le altre categorie, davvero qui si fa ciclismo 365 giorni all'anno. Intanto siamo al 32esimo chilometro, si affronta per la seconda volta la salita verso Poggio Tempesti. Non cambia la situazione, ancora gli uomini al comando che abbiamo ricordato in precedenza. Il loro vantaggio nei confronti del gruppo è di 1 minuto e 5 secondi. Stiamo affrontando per la seconda volta la salita verso Poggio Tempesti. Io ne approfitto per ricordarvi alcuni dei partner che sono a fianco dell'organizzazione, come il Circolo Arci Cerreto Guidi, dove si sono svolte le operazioni preliminari, il Sacchettificio Toscano e la CNA di Firenze, Bruno Antonio Costruzioni, la Packerson Industrie Calzature Fiorentine, la Franco Manzi SRL, la Metal Inox di Antonio Bindi ed ancora la Streda Costruzioni Meccaniche SRL. Intanto vedete il gruppo per il momento non sembra intenzionato ad aumentare la propria andatura, quindi gruppo che occupa tutta l'intera sede stradale. Con le immagini intanto siamo nel primo dei due passaggi sulla salita di Corleano. È cambiata la situazione, infatti davanti si sono riportati alcuni atleti, come vedete da queste immagini. Praticamente è un gruppo che si è ricompattato, forte di una sessantina di unità. Adesso in prima posizione Sharei Papok, eccolo qua, l'atleta della Simaf Career, quella che eravamo abituati a conoscere come Opla, però c'è stato questo cambiamento di nome e quindi adesso l'attacco in salita di Papok. Prova a rispondere Antonini, eccolo qua il corridore di casa del Idea Shoes. Papok con un leggero margine di vantaggio, Antonini prova a riportarsi su di lui. È questo il primo dei due passaggi dallo strappo di Corleano, saranno intervallati da un passaggio comunque sulla salita di Poggio Tempesti e poi dopo l'ultimo passaggio di Corleano gli atleti affronteranno ancora un giro e si salirà sulla collina di Cerreto Guidi dal versante di Lazzeretto, diciamo dal versante più agevole di questa salita. Sharei Papok viene raggiunto adesso dal dorsale numero 71, la maglia del team Fracor, e il corridore Stamegna che adesso si porta in testa. Papok si mantiene alla sua ruota. Abbiamo percorso i primi 47 km di gara, stanno evadendo adesso un drappello forte di circa 7-8 unità. Vediamo Pirrera, abbiamo visto Olivieri, abbiamo visto anche le maglie della Gragnano Sporting Club. Intanto dietro, come vedete, anche Filippo Conte Bonin, eccolo qua il padovano della Career Simaf, prova a riportarsi sulla testa. Andatura che non è stata mai rallentata da parte degli atleti del gruppo, che hanno condotto questa gara davvero dall'inizio alla fine a fortissima andatura.
Adesso il plotone si allunga sotto la spinta di Filippo Conte Bonin. Questo praticamente è il drappello degli uomini che si è formato al comando. Quindi attenzione, perché si è formato un drappello forte di una dozzina di unità. Dietro capiscono la pericolosità alcuni degli atleti favoriti. Quindi si muove Luca Benedetti, si muove Manuel Francesco Buongiorno. Abbiamo visto anche Dario Puccioni. Sono 3 atleti che sono attesi quest'oggi. Manuel Buongiorno, campione italiano della categoria, eccolo qua inquadrato, il corridore di Fucecchio, anche lui davvero vicino a casa. Arriva anche Luca Wackerman, arriva anche Mirko Tosino, e poi la volta di Buzzi della Big Hunter. Questo è il drappello dei più immediati inseguitori, e però adesso stanno viaggiando davvero forte in testa. Come vedete c'è stata al primo passaggio dalla salita di Cordiano, una salita che nel complesso non è sicuramente impegnativa, ma presenta pendenze per la breve distanza. È una salita molto breve che presenta pendenze notevoli. Intanto allora è cambiata la situazione, come vi dicevo si è formato un drappello abbastanza folto al comando. Andiamo a vedere chi sono gli uomini in testa. Si tratta di tanti corridori del team Opla. Vediamo Papok, che è stato l'iniziatore, abbiamo visto anche Zanetti, poi la volta di Analfino. Arriva la coppia formata da Fruini e Antonini, la coppia dell'Idea Shoes. È un gruppo davvero molto numeroso, diventa pericoloso a questo punto per gli inseguitori. Infatti dietro le maglie della Bedogni Natalini si portano in testa nel tentativo di tenere alta l'andatura, così come quelle della Mastro Marco. E adesso il gruppo, come vedete, è tenuto in lunga fila indiana, gruppo che accusa un ritardo di una ventina di secondi quando abbiamo percorso i primi 60 km di gara dei 138 in programma. Quindi ci avviamo a metà corsa. Antonio Zullo, eccolo qua, il laziale della Mastro Marco, inizia per la terza ed ultima volta la salita di Poggio Tempesti. Ancora gli uomini al comando, stanno davvero viaggiando molto molto forte. Il ritardo del gruppo è di 35 secondi, quindi sicuramente è un'azione interessante. Vediamo anche la maglia di campione regionale toscano di Cristian Sbaragli. Vediamo anche Paolo Brundo, l'atleta siciliano di Canicattì Bagni, in forza alla Simef Carrier. Davvero questa fuga sta animando la parte centrale di corsa, perché adesso ci stiamo avviando sempre più dentro con il chilometraggio. Infatti abbiamo percorso quasi 70 km di gara, quindi superata metà corsa, e questa azione ha un discreto margine di vantaggio, circa 50 secondi nei confronti del gruppo che però non ha mai lasciato via libera alla fuga, anzi sta comunque tenendo un'andatura molto elevata. Abbiamo visto anche Davide Gabburo, l'atleta veneto della Simef Carrier. Arriva Zanetti e poi a chiudere questo drappello anche Filippo Conte Bonin, sempre della Simef Carrier. È sicuramente la Simef Carrier è una delle formazioni più rappresentate davanti. Dietro attenzione, perché si muove ancora Luca Wackerman, eccolo qua l'atleta della Mastro Marco. Alla sua ruota Puccioni, poi Zamparella, abbiamo visto anche Benedetti. Ecco, questi sono alcuni dei nomi da tenere d'occhio, sono alcuni dei nomi che possono far bene quest'oggi. Ovvio è che devono darsi una svegliata, perché là davanti ci sono comunque dei corridori molto interessanti e quindi devono riuscire a ricucire questo strappo. Se ne vanno in 5 dal gruppo. Abbiamo già detto i componenti, vale a dire, vediamo Luca Wackerman, poi Puccioni, Zamparella, Benedetti, poi c'è un atleta della Campi Bisenzio. Il primo piano è per l'atleta milanese della Mastro Marco, Chianti Sensi, Luca Wackerman. Tanto Cicli Masotti fornisce il servizio di assistenza in corsa, e siamo passati al 90° chilometro di gara. C'è un attacco a 4, li vediamo inquadrati in questo momento con la maglia del Sporting Club Gagnano e Mattias Bilegakevicius. Con lui abbiamo Simone Antonini e Mirko Olivieri, entrambi dell'Idea Shoes Madras, e Cristian Sbaragli della formazione Simef Carrier. 4 atleti al comando, leggerissimo margine di vantaggio, facevano parte della fuga questi atleti su altri 2 atleti che infatti stanno per rientrare. Adesso andremo a vederli, eccoli qua. Si tratta di Thomas Pinaglia e di Sharei Papok. Si forma quindi un drappello forte di 6 unità al comando quando stiamo affrontando la salita verso Poggio Tempesti. 6 unità, 6 uomini al comando, 3 sono in rappresentanza
dell'Idea Shoes Mothers, vale a dire Mirko Olivieri, Simone Antonini e Thomas Pinaglia, due gli atleti della Simef Career, Sharei Papok e Cristian Sbaragli, che lo potete riconoscere perché indossa la maglia di campione regionale toscano della categoria Under 23 con loro, e la maglia è quella giallo, nera, bianco del Gragnano Sporting Club Mattias Biakevicius. Questi 6 atleti hanno un vantaggio di una cinquantina di secondi su questi uomini che vediamo adesso inquadrati, che stanno praticamente sono gli ex componenti della fuga che ha animato la parte centrale. Arriva Filippo Conte Bonin e questi atleti inseguono a 55 secondi. Più indietro il gruppo che quindi ha perso decisamente contatto in queste fasi di gara, ma ricordiamoci che va ancora affrontata una ripetizione della salita dello strappo di Corliano e poi il finale è in salita dal Lazzaretto verso Cerreto Guidi, quindi ancora tutto è possibile, anche perché dietro sono le maglie della Caparrini, le maglie della Mastro Marco a fare l'andatura sostenutissima adesso da parte del gruppo, che quindi ha capito la pericolosità degli uomini al comando. Sono tutti atleti interessanti quelli che si trovano in testa in questo momento, e quindi il gruppo si porta a fare l'andatura. Vi dicevo dello strappo di Corliano che viene affrontato in questo istante. Eccoci qua proprio nel tratto in salita, prova a fare la differenza uno dei corridori di casa, Mirko Olivieri, eccolo qua inquadrato con il dorsale di gara numero 131, atleta di Stabia, così come Antonini. Si riporta su Olivieri Papok, quindi due uomini al comando, leggerissimo margine di vantaggio nei confronti degli altri atleti, degli altri 4 che facevano parte della fuga. Siamo adesso nel tratto in cui la strada spiana leggermente. Praticamente da adesso in poi, da adesso fin sotto il traguardo, ogni azione potrebbe essere quella giusta, in quanto siamo ormai a meno di 30 km dalla conclusione. Tanto anche Biakevicius si riporta sulla testa, così come Sbaragli. Quindi Sbaragli, Olivieri, Antonini, arriva Papok, arriva anche Thomas Pinaglia. Praticamente si è ricomposto il sestetto al comando. Dietro si muove ancora Luca Wackerman con Manuel Bongiorno, che a questo punto il distacco di questi atleti dalla testa della corsa è di una quarantina di secondi, e quindi diventa sempre più difficile per il gruppo rientrare, ma mai dire mai, perché vi ho detto che il finale è in salita. Questo favorisce sicuramente il gruppo, favorisce il rientro di chi è più fresco, e quindi sarà interessantissimo davvero vedere questo finale. Anche Samuele Galligani nelle primissime posizioni, atleta della Mastro Marco, eccolo qua inquadrato con il dorsale 141. Vi dicevo che adesso gli atleti del gruppo stanno cercando di organizzarsi, però come vedete il plotone si è notevolmente selezionato. Ovviamente siamo nelle fasi finali di corsa, quindi alcuni atleti si sono ritirati, e anche il gruppo adesso non conta più di una sessantina di unità. Siamo al passaggio da Cerreto Guidi, dove praticamente al prossimo giro avverrà l'arrivo. Ancora gli uomini al comando, li andiamo a ricordare. Simone Antonini, Mirko Olivieri e Thomas Pinaglia sono gli atleti dell'Idea Shoes Mothers. Con loro, per la formazione Simef Career, abbiamo il campione toscano Cristian Sbaragli e Sharei Papok. E poi presente Mattias Biakevicius della Gragnano Sporting Club. Il gruppo si è allungato, questo testimonia l'aumento di andatura, infatti ha guadagnato qualcosa. Attenzione, perché il gruppo è appena a 30 secondi e siamo a 10 km dall'arrivo. A questo punto davvero diventa una lotta sul filo dei secondi tra gli atleti del gruppo e quelli della fuga che adesso si sfalda, ovviamente provano ad allungare in 3. Si tratta di Mattias Biakevicius della Gragnano Sporting Club, Sharei Papok, eccolo qua inquadrato, della Simaf Career. Con loro c'è Mirko Olivieri dell'Idea Shoes. 3 uomini al comando. Ovviamente Olivieri si mantiene passivo, in quanto dietro, negli altri 3 che inseguono, ci sono ben 2 compagni di squadra del corridore di Stabia di Cerreto Guidi. Quindi ha tutto l'interesse affinché dietro i suoi compagni di squadra possano rientrare. Il vantaggio è minimo di questi 3, quindi dietro potrebbero ancora rientrare, ma si stanno rimescolando le carte. Perché arriva un'altra coppia, quindi cambia ancora la situazione, cambia continuamente la situazione. Davvero un finale al cardiopalma. Vedete Pinaglia che non collabora dietro,
Ulivieri non collabora davanti, Pinaglia non collabora dietro, e così fatto sta che Antonini e Pinaglia, che insieme a Ulivieri erano ben il 50% della fuga fino a qualche istante fa, stanno rimanendo fuori dall'azione che potrebbe essere decisiva, quella dei tre davanti. Quella dei tre davanti con Bilakevicius, con Papok e con Ulivieri. Vedete, vantaggio veramente minimo. Intanto il gruppo è pilotato da Luca Cingi. Eccolo qua, il longilineo atleta emiliano che spinge un lungo rapporto in questo frangente, e gruppo che viaggia ancora ad una trentina di secondi. Quindi un finale bellissimo, bellissimo davvero in questa 67esima edizione del Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Io ne approfitto ancora una volta per ricordarvi gli altri partner che abbiamo. Alcuni li abbiamo già ricordati, gli altri che sono a fianco dell'organizzazione, quindi Giachi, Firenze SRL, il Buonanno Luigi, Movimento Terra, Fotostudio Boschi, e poi ancora Orlandi Bagno, Onoranze Funebri Cerretesi, ancora la Gelateria La Medicia, Ambiente Vita SRL, 50-50 Bar Caffetteria, poi la Broma Calzaturificio, la Liber ad Empoli, la Scotti, la Fratelli Maccari, lo Studio Paulus, l'Albergo Il Tegolo, la Coppa di Cerreto Guidi, la Scotti Veicoli Industriali e ovviamente il main sponsor, la ditta Impa. Ancora il terzetto al comando che ha guadagnato qualcosa, quindi sembra essere a questo punto impossibile per i controattaccanti che viaggiavano fino a qualche istante fa con appena qualche metro di distacco. Adesso il loro distacco invece è aumentato dai tre che vediamo al comando. Ve li ricordo ancora una volta: Sharei Papok della Simef Carrier, e poi presente Mattias Bliakevicius della Gragnano Sporting Club, con loro Mirko Ulivieri. Intanto siamo all'ingresso in Lazzeretto, quindi tra non molto svolta a destra ed inizierà la salita finale. Dietro il gruppo è vicinissimo però e sta per riprendere i controattaccanti, quindi potrebbe formarsi a questo punto una situazione più chiara con tre atleti alla comando ed il gruppo che si sta ricompattando all'inseguimento. Eccoli qua infatti i controattaccanti che sono raggiunti in questo momento dal gruppo pilotato da un bravissimo Leonardo Cresca, atleta laziale. Arriva anche Mirko Tosino che rientra alle gare dopo un lungo periodo di stop, il corridore che ha vinto quest'anno la tappa di Lonato della Garda al Giro Bio. Era rientrato praticamente nel giorno precedente, quello della corsa di Cerreto, nella gara di Castelfranco di Sopra. Attenzione che si muove Wackerman, si muove Luca Wackerman, il milanese della formazione di casa, qui possiamo dirlo perché davvero Mastro Marco qui a pochi chilometri. Siamo, vedete, anche a livello visivo, li vedono i tre alla comando, e quindi diventa davvero una lotta tra il gruppo che vuole rientrare. C'è anche Zamparella, c'è anche Buongiorno nelle prime posizioni. Dicevo, tra il gruppo che vuole rientrare, ecco qua Luigi Miletta, il gruppo che vuole rientrare, e davanti che invece devono resistere, possono resistere perché stanno andando molto bene. Adesso c'è lo scatto di Zamparella, davvero se la giocano sul filo dei secondi gli atleti della fuga con quelli del gruppo. Attenzione a Benedetti che allunga in questo momento con Luca Wackerman sulla ruota. Il gruppo sta viaggiando velocissimo, vedete, ha notevolmente ridotto lo svantaggio degli uomini alla comando nei confronti degli uomini al comando. E adesso noi ci porteremo sui tre alla comando e poi ci porteremo in zona arrivo per attendere l'epilogo di questa 67esima edizione del Gran Premio Comune di Cerreto Guidi. Ancora tre uomini alla comando: Mirko Ulivieri, Mattias Bilakevicius e Sharei Papok, ma appena 20 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo, quindi diventa fondamentale intanto ultimo chilometro non smettere di crederci per quanto riguarda gli atleti della fuga. Noi ci portiamo sul rettilineo di arrivo dove un folto pubblico sta attendendo l'epilogo, ed è la fuga che va in porto con Sharei Papok che vince, e vince alla grande Sharei Papok davanti a Mirko Ulivieri e Mattias Bliakevicius. Poi seguono Matteo Belli, Mirko Tedeschi, Luca Wackerman, Alfonso Fiorenza, Luigi Miletta, Giuseppe Cicciari e Massimo Pirrera che conclude in 10ª posizione. Bel successo di Sharei Papok con un finale davvero alla cardiopalma, con la fuga che ha resistito alla grande, la fuga di Papok, Ulivieri e Bliakevicius al rientro del gruppo. Davvero un bravo a tutti gli atleti del podio. Nella posizione centrale Sharei Papok vincitore,
poi in seconda posizione Mirko Olivieri ed in terza Mattias Bliekevicius. Questi ragazzi hanno resistito alla grande al rientro del plotone, adesso veste anche la maglia dell'ingegner Memorial Ingegner Bertini e noi diamo la linea al nostro inviato Vitaliano Innocenti per le interviste del dopocorsa ai grandi protagonisti del Gran Premio Cerreto Guidi. Siamo con il terzo arrivato Bliekevicius. Allora, un terzo posto che ti sta un po' stretto oppure sei contento così? Contento così perché in questa stagione primo piazzamento in primi tre, avevo un po' problemi, inizio l'anno scorso ho iniziato macchina, non corso tutto l'anno quasi, quest'anno volevo fare bene il Giro d'Italia, però anche avevo problemi con piedi, ho fatto tutto il Giro d'Italia con dolore e niente, contento così. Siamo con il vincitore Papok, allora bella vittoria, una vittoria meritata, una bella vittoria poi vicino alla tua sede perché la sede è a Empoli, dunque sei vicinissimo, dunque grossa soddisfazione. Sì, dico così che oggi è stata bella corsa, volevo fare bene, arrivare con primi, vincere sicuro, dimostrare che sono un corridore. Anche preparo per il mondiale, fare bene, alleno abbastanza bene. Voglio ringraziare oggi anche la squadra che è stata bravissima, sta tutto davanti, l'ha dato grande mano. Chiudere tutti i scatti indietro per arrivare all'arrivo primo. Grazie anche ai sponsor che è arrivato poco mesi fa, che dà fiducia per passare a prof praticamente. Questo è il mio futuro e voglio passare, questo è il mio futuro. Mirko Olivieri di Stabia, dunque nel comune di Cerreto Guidi, volevi fare bene e ce l'hai fatta. Secondo arrivato, ti ho visto un po' rammaricato, però un secondo posto è sempre una bella posizione, Mirko. Sì, è una bella posizione, però quando si vince siamo tutti più contenti. Sono partito per vincere, sono partito per fare il risultato pieno, è arrivato questo secondo posto, vabbè, prendiamo così, andiamo avanti. Arriviamo fino al 16 ottobre al massimo e poi tiriamo le somme e ripartiremo. Sono abbastanza deluso, sabato e domenica ricorriamo, si riparte con lo spirito giusto, un buon risultato che dà un po' di morale, speriamo di continuare così. L'assessore allo sport del comune di Cerreto Guidi, Sergio Mancini. Sergio, una bella corsa, tante persone, tanti corridori, un bel vincitore, un secondo posto di un tuo concittadino, Olivieri. Allora, onore e gloria ai protagonisti della corsa, quindi i corridori in generale. Ovviamente io tifavo per gli stabbiesi perché avevamo Antonini e Olivieri davanti, quindi molto onestamente ci speravo. Comunque la corsa è andata bene lo stesso, ha vinto il migliore sicuramente, che dire, un plauso all'organizzazione perché come tutti gli anni si è dimostrata all'altezza della situazione. È sempre più difficile portare avanti questa corsa, lo devo dire e lo voglio sottolineare. Nasce e viene portata avanti dalla volontà di persone che magari fanno tutt'altro mestiere ma che hanno la passione del ciclismo. L'amministrazione fa quello che può fare secondo ovviamente i limiti normativi che ci impongono attualmente, quindi riuscendo a dare magari pochissimi contributi purtroppo, ancorché un sostegno per le poche cose che facciamo. E poi niente. Io sono contento perché la corsa quest'anno ha assunto un aspetto sicuramente un po' più brioso, abbiamo cambiato un po' il percorso nel finale e quindi avete visto che i corridori sono riusciti anche quasi a ricompattarsi, quindi un po' più di brio fino in fondo, incertezza finale insomma. Grazie a tutti e speriamo per l'anno prossimo. Roberto Lelli, presidente del gruppo sportivo IMPA, grande organizzatore, possiamo dire così, perché tanti bei corridori, un bel vincitore, ho visto anche tanto pubblico a Cerreto Guidi. Roberto, soddisfazione naturalmente. Noi, cioè i collaboratori che abbiamo visitato un'infinità d'aziende per raccimolare quanto serviva per fare la gara. Poi un ringraziamento va anche a coloro che con piccole cifre poi si è fatta una certa somma, anche le piccole aziende, i bar, negozi, cioè, abbiamo chiesto a tutti e abbiamo nel mirino anche aziende per l'anno prossimo
dovremmo avere anche qualche sponsor, qualche soldo in più per farla ancora più bella. Dunque, grazie a tutte queste persone, agli sportivi di Cerreto Guidi. Io ringrazio i miei collaboratori che hanno dato una grossa mano, e poi il Circolo Arci di Cerreto che ha messo a disposizione i locali e ci ha dato anche un sostegno economico e di prodotti, quindi voglio dire non ci possiamo assolutamente lamentare di questi che hanno collaborato tutti, anche privati hanno collaborato tutti, perché quando hanno saputo che la corsa era a rischio hanno detto no, bisogna farla. C'è gente che ci ha chiamato per darci soldi. Dunque Roberto, questo diciamo così, vincitore di oggi va ad arricchire un albo d'oro magnifico del Gran Premio. Noi abbiamo avuto anche altri corridori che hanno vinto a Cerreto e sono diventati grandi professionisti, tipo Saronni, tipo Petacchi. Poi ce n'è anche altri di intensità minore, però sono soggetti che hanno vinto anche nel professionismo. Appuntamento al prossimo anno. 2013.